Per anni ha perseguitato Elisa Venturini, sindaca di Casalserugo, ora lo stalker, un 50enne di Monastero è stato arrestato, in casa anche una pistola. La vittima dice: ho deciso di dire basta. La durata di Trento sfortunata per una coppia di Musano, lui viene derubato del portafoglio durante la sfilata, poi al rientro i coniugi trovano la casa svaligiata. Rubate biciclette per un bottino di 23.000 euro in un negozio specializzato a Maserra, l'amarezza e la rabbia del titolare. Cambia l'etichetta con quella di un capo dal prezzo inferiore e paga alla cassa i 2 vestiti, settantenne denunciata per truffa dalla polizia. Pubblicità ritirate e scuse dalla palestra di Nervesa finita nella bufera per aver usato l'immagine di una Barbie in sovrappeso, nessuna volontà di offendere le donne, dice la titolare. Venerdì la carovana rosa passerà per Treviso nella tappa da Ferrara a Nervesa della Battaglia, oggi la definizione dei divieti, limitazioni al traffico per il passaggio del giro. Cagnolina rimane incastrata nel cancello dell'abitazione dei suoi padroni che non riescono a sfilare la testa dalle sbarre e chiamano i vigili del fuoco. Salvata, sta bene. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dunque che si apre con le parole del sindaco del comune padovano di Casalserugo, Elisa Venturini. Ho deciso di dire basta, di denunciare, perché denunciare è una questione di dignità. Lo dice al termine di un incubo durato per 3 anni, vittima di uno stalker trevigiano di Monastero che è stato arrestato qualche giorno fa. Io penso che sia una questione di dignità, nel senso che da un certo punto, quando sei oggetto di attenzioni che vanno oltre una certa soglia, che non desideri, che vedi che in qualche modo ti offendono, ti fanno del male, ad un certo punto bisogna dire basta e di rivolgersi a chi ti può dare una mano, che è lo Stato. E per Stato intendo le forze dell'ordine, intendo la magistratura. Poi è anche vero che devi trovare delle persone all'interno di queste realtà, di questi pezzi dello Stato che capiscano, che abbiano la sensibilità di capire. In 10 anni ne ha viste tante da sindaco Elisa Venturini, compreso un'alluvione che ha messo in ginocchio metà paese e tolto la casa per mesi a molti dei suoi abitanti. Una delle battaglie più dure da donna l'ha vinta rivolgendosi alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi la polizia postale ha arrestato uno stalker 50enne residente a Monastero che per 3 anni non le ha dato pace. Lettere, regali recapitati in comune addirittura a casa sua, messaggi di contenuto compromettente, foto, un incubo. Nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato anche una pistola con la matricola a brasa. All'inizio le attenzioni sono state sottovalutate, un sindaco ci è quasi abituato. Dopo qualche tempo è stato troppo, prima la denuncia, poi la collaborazione della procura e di una donna della polizia postale che ha dato la vera svolta all'indagine fino all'epilogo. Da una parte le istituzioni, dall'altra la vittima che deve fare la sua parte, racconta Elisa Venturini. Per 2 giorni l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, adesso la giustizia farà il suo corso. Alle donne un messaggio chiaro. Il primo, secondo me, valore fondamentale è la libertà, quindi una deve essere libera di fare la sua vita e di non essere condizionata da altri. E bisogna perseguire questo con determinazione, ecco. Cosa si aspetta dalla giustizia? Perché adesso c'è la seconda fase, c'è il processo. Io mi aspetto solo di non essere più oggetto di attenzioni, punto. Per me questa vicenda è chiusa e voglio che finisca proprio così. È di nuovo il caso della mamma di Mogliano arrestata per aver gettato dal terrazzo la figlioletta di neppure 3 anni. La piccola dovrebbe essere dimessa tra una decina di giorni. Il marito intanto difende la moglie e dice va aiutata e nel frattempo domani il tribunale dovrebbe fissare la data dell'incidente probatorio in cui si valuterà il grado di intendere della donna al momento dei fatti. Parla di giorni tremendi e difende la moglie, con lui lo fanno gli altri familiari. Il marito della 41enne che a Mogliano Veneto domenica ha gettato dal terrazzo di casa la figlioletta di neppure 3 anni non volta le spalle alla compagna, anzi conosce bene il male che l'ha portata a fare quello che ha fatto, quello stato depressivo contro cui l'intera famiglia sta combattendo da tempo e che neppure le cure a cui la donna è stata sottoposta da parte dell'ULSS sono state in grado di contrastare efficacemente. Il marito ha voluto essere presente ieri all'udienza di convalida
invalida dell'arresto della compagna accusata di tentato omicidio. Lei stessa ha confessato dimostrando di essersi resa conto della gravità del gesto compiuto e di essere disperata. Uno stato psichico giudicato incompatibile con la cella dal giudice che ne ha disposto la carcerazione mettendola agli arresti domiciliari, non nella sua abitazione chiaramente, ma in quella dei genitori, dove sarà costantemente seguita e dovrà attenersi a una terapia farmacologica. La procura ha chiesto inoltre che si svolga a breve un incidente probatorio per valutare le capacità della donna al momento del gesto, determinante ai fini di un eventuale processo a suo carico. È stata una donata di festa quella di Trento, la donata nazionale degli alpini. Per una coppia di Treviso però una adunata sfortunata, perché durante la sfilata è stato rubato al marito il portafoglio e poi a rientro a casa una amarissima sorpresa. Siamo tornati dalla donata di Trento un po' rammaricati perché a mio marito venerdì hanno rubato il portafoglio. Denuncia fatta. Siamo rientrati a casa un po' sballottati e ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. Inizia così il racconto di una donata davvero sfortunata, quella dei coniugi Canciani di Musano, che dopo il furto del portafogli a Trento hanno scoperto, rientrati a casa, che i ladri avevano svaligiato l'abitazione. Forse i malviventi sono stati disturbati perché hanno messo a soqquadro solo 2 stanze, la camera da letto dove hanno rubato alcuni monili d'oro e lo studio della signora Paola, portandosi via il computer. Che mi dispiace di più è il mio hard disk, quello mi ha fatto piangere, nel senso che là dentro io ho tutte le mie cose, le cose dei volontari di protezione civile, degli alpini, di cui fa parte il gruppo, che fa parte mio marito, il gruppo. 20 anni di vita archiviati pazientemente, fotografie, ricordi, materiale vario, senza valore, tranne quello immenso che hanno per questa famiglia che li porta nel cuore. Di qui l'appello ai ladri. Io vorrei chiedere che almeno, non mi interessa il resto, ma quello sì, avrei proprio voglia, desiderio che mi venisse restituito. A Maser invece una razzia in un negozio specializzato in biciclette, 23.000 euro di bottino, la amarezza del titolare. Io tagliava qua e non l'ha fatto tanti danni, qua è già stata messa a posto praticamente, dopo che sei carabinieri è stata messa a posto. Raid nella notte tra lunedì e martedì all'interno del negozio di bici Asolo Bike di via Marosticana a Maser. I malviventi hanno scassinato indisturbati la porta d'ingresso del negozio e si sono appropriati in pochissimo tempo di 25 biciclette. Le biciclette erano qua? Erano una fila qua e dopo qua dentro. Dopo aver portato via le 2 ruote vicino all'ingresso poste nella rastrelliera, sono passati ad alcuni modelli per bambini per un bottivo complessivo di oltre 20.000 euro. 22-23.000 euro circa, adesso è in più la cassa. Adesso comunque vi organizzerete con le telecamere e con l'antifurto? Con l'antifurto e telecamere e tutto quello che è possibile. Il negozio è fortunatamente coperto da assicurazione, il risarcimento però non sarà totale e colpi come questo possono creare seri problemi, specie se dovessero riaccadere. Rimane un po' di tristezza, di amarezza continuare a lavorare in questo modo. Se va sempre peggiorando, a un certo punto uno chiude, non è che ci sia tante alternative. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Cornuda che ora indagano sull'episodio. Saranno acquisite le telecamere di videosorveglianza della zona. Si ipotizza il furto su commissione per rivendere la merce all'estero. Cambia l'etichetta con quella di un capo dal prezzo inferiore. Denunciata per truffa una signora di 70 anni. Probabilmente pensava di farla franca, forse convinta che l'età, 70 anni, l'allontanasse dall'immagine tipo della truffatrice o della ladra. In realtà il sospetto che ci fosse qualcosa di poco chiaro era venuto ai dipendenti del negozio quando avevano visto la signora armeggiare sui cartellini dei prezzi di alcuni capi. La donna si era poi recata alla cassa e con nonchalance aveva pagato la merce allontanandosi. I commessi però, di fronte alla chiara incongruenza tra la merce acquistata dall'anziana ed il prezzo di vendita, hanno avvertito il direttore
direttore dell'esercizio commerciale che, uscendo di corsa dal negozio, è riuscito a fotografare con il cellulare la donna mentre saliva e si allontanava alla guida della propria auto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza svelavano ben presto l'ingegnoso stratagemma messo in atto dalla signora, che aveva sostituito le etichette originali dei prodotti acquistati con altre di merce dal prezzo nettamente inferiori. Le indagini sono state affidate alla polizia, che in breve è riuscita ad identificare la donna, e dopo il riconoscimento da parte dei dipendenti del negozio la signora è stata denunciata per truffa. L'anziana, messa di fronte all'evidenza, ha ammesso le proprie responsabilità e si è detta pentita. Adesso torniamo in città, torniamo a Treviso e apriamo la pagina delle elezioni amministrative, nuova rete di illuminazione in città, e con questo intervento, di cui è già stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori, 15.000 punti luce previsti, il sindaco Manildo, candidato sindaco del centro-sinistra, punta a rivitalizzare anche le aree più periferiche della città. Sentiamo. Sicurezza e cultura è la ricetta del sindaco uscente Giovanni Manildo, candidato di PD e centrosinistra alle amministrative di giugno, per rivitalizzare i quartieri di cui tanto si parla in questa campagna elettorale, al punto da essere menzionati nei nomi di ben 2 liste. Puntiamo su dei quartieri vivi e sicuri, puntiamo sulla realizzazione del piano illuminazione che è già partito con l'8 maggio, quindi con questa infrastruttura che porti luce, sicurezza e bellezza in tutta la città, e poi da qui far ripartire anche con eventi culturali, con eventi che possano portare delle persone e vita vera anche nei quartieri. Illuminazione che significa non solo miglioramento della qualità della vita, ma anche aree residenziali e piazze delle zone più periferiche più vivibili. La città è tutta intera, quindi il fatto di vivere in modo pieno sia la periferia che il centro, e quindi lavorare portando la sicurezza, e il piano dell'illuminazione riguarda tutta la città, e la cultura che riguarda tutta la città. In questo modo avremo una comunità, una città sempre più viva, sicura, e una città accessibile a tutti. Lavorare sulla cosiddetta sicurezza percepita dunque, ma anche potenziare nei quartieri la presenza della polizia municipale. L'implementazione del servizio dei vigili di quartiere, che sta già lavorando molto bene, e la dotazione delle body cam, quindi delle telecamere per ogni agente, in modo che ci possa essere una sicurezza dinamica anche delle pattuglie che girano per i quartieri. Quindi sicurezza, sociale e cultura come delle priorità per avere una Treviso sempre più comunità, sempre più una Treviso per tutte le persone. E c'è il nodo verde pubblico in primo piano nel programma della civica Treviso Unica Tu di Maristella Caldato. Corre, dice senza mezzi termini la candidata cassugana, a cambiare registro. Verde pubblico, tesoro a cui la città non deve assolutamente rinunciare, ma la cui gestione va rivista e razionalizzata. Parola di Maristella Caldato, candidato sindaco della lista Treviso Unica Tu, che ha inserito il tema tra i primi posti in caso di vittoria dell'agenda amministrativa. Riteniamo appunto una tutela molto importante quella del verde pubblico esistente. Per questo ci siamo battuti in maniera molto forte, anche con azioni mie concrete in Consiglio Comunale e anche con azioni successive da parte della lista, ad esempio per quanto riguarda il taglio degli alberi di via Lancieri di Novara. Noi siamo fermamente convinti che il patrimonio arboreo esistente debba rimanere, perché appunto rappresenta un tesoro per la nostra città. La salvaguardia innanzitutto, ma il fattore economico va attentamente monitorato, da qui l'esigenza di una radicale revisione della gestione del verde. Spendiamo oltre 2,5 milioni di euro per il verde pubblico. Non possiamo separare il verde pubblico dalle politiche urbanistiche della nostra città. Treviso Unica Tu nel proprio programma dice no in maniera netta e decisa al fatto che nella città nei prossimi mesi potrà arrivare 1 milione di metri cubi di cemento. Quindi noi siamo per una revisione appunto del piano degli interventi, ascolteremo in maniera particolareggiata le associazioni e i cittadini, che presenteranno tutte le osservazioni entro lunedì prossimo 21 maggio. Occorre cambiare registro, perché rispetto al passato, dice la candidata di Treviso Unica Tu, neppure l'ultima amministrazione ha impresso la svolta sperata. Noi ci proponiamo come alternativa verde, un'alternativa credibile che possa dare un nuovo disegno alla città.
Dal quartiere al centro storico, anch'esso bisognoso di rilancio e tutela, come sottolinea il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Domenico Lo Sapio. Il giro dei quartieri ripetuto per 2 volte a mesi di distanza per ascoltare le richieste e i bisogni dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle e il suo candidato Domenico Lo Sapio hanno toccato con mano le esigenze delle periferie di Treviso, ma ammoniscono vistose necessità di rilancio sono anche quelle del centro storico, svuotato di residenti e bisognoso di politiche di tutela delle attività commerciali. Io credo che scelte come quelle che sono state effettuate durante il ventennio leghista, come quella della Piani, hanno determinato questa situazione con uno svuotamento del centro al quale bisogna assolutamente ridare dignità e un ruolo centrale. Anche la questione dei negozi e delle vetrine abbassate, bisogna intervenire, bisogna assolutamente evitare l'apertura di nuovi centri commerciali o di aree commerciali fuori dal centro e favorire al contrario l'apertura di nuove attività in centro città. Una questione, prosegue Lo Sapio, legata a doppio filo a un altro tema fondamentale per il futuro della città, quello del consumo del suolo. Purtroppo per scelte della Regione e anche recentemente, pensiamo all'area della Feltrina nel piano degli interventi, oppure all'area ex Marazzato nella zona dell'aeroporto, si punta all'apertura di nuove aree commerciali che portano però nuovo cemento, e nuovo cemento vuol dire nuovo traffico e nuovo inquinamento dell'aria in una città che è caratterizzata purtroppo da una qualità dell'aria pessima. Lasciamo Treviso adesso, a Nervesa della Battaglia c'è polemica per la pubblicità abbastanza singolare di una palestra, la palestra che oggi si scusa, vediamo di cosa si tratta. Allora, voi avete fatto una pubblicità che ha creato un mare di polemiche, perché? A saperlo prima ovviamente non l'avremmo fatta. Allora secondo me questa cosa è stata assolutamente travisata e strumentalizzata. E tu quale Barbie vuoi essere? Di tutto si aspettavano nella nota palestra nei dintorni di Nervesa della Battaglia, tranne che scatenare le ire nei vari social network per colpa di questa pubblicità dove si vedono 2 tipologie di bambola, una classica ed una a sovrappeso, seguite dallo slogan "E tu quale Barbie vuoi essere, prenota il tuo posto e vieni a provare il nuovo trattamento di liposoluzione". Voi non avevate nessuna intenzione naturalmente di offendere le donne, soprattutto con qualche chilo in più. Ma ci mancherebbe, le donne con qualche chilo in più, se stanno bene con loro stesse, per noi non è assolutissimamente un problema. Noi ci rivolgiamo alle persone che realmente vogliono risolvere questa cosa, che magari per loro è un problema, ma per noi assolutamente no. Voi avete anche chiesto scusa? Ma noi abbiamo chiesto scusa sì, perché era nata come una cosa simpatica. Io credo che la polemica è proprio nell'animo di chi guarda. Io non l'ho vista con polemica questa cosa qua quando c'è stata proposta dal grafico, quasi goliardica se vogliamo. E quindi una volta visto tutto questo parapiglia abbiamo detto no, senti, se l'hanno presa così allora tiriamola via, scusiamoci, basta, semplice. Il tema in questione, d'altro canto, è molto delicato. L'obesità è considerata una malattia, come ha confermato lo stesso primario di chirurgia dell'ospedale di Montebelluna, Maurizio De Luca, che dirige un reparto di eccellenza per la cura delle persone obese. Faccio una distinzione tra sovrappeso e obesità, ribadisco che è correlata al rapporto peso-altezza del paziente, specificando che l'obesità è una reale patologia. Lei è arrabbiata? Sì, sono molto arrabbiata perché siamo stati fraintesi. Noi come centro sportivo assolutamente andiamo contro a tutte quelle che sono gli eccessi, quindi l'eccesso di grasso, l'eccesso di magro. Noi promuoviamo la salute e quindi lo star bene. I 2 kg in più non sono il problema, neanche i 5 kg, i 50 kg sono un grosso problema per noi. Un duro attacco verso il consorzio di bonifica Piave sulla gestione dell'acqua del fiume Sacro alla Patria. Lo vediamo dopo la pubblicità. TV. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso. Dunque oggi le associazioni ambientaliste riunite a Palazzo Bomben a Treviso hanno chiesto senza mezzi termini le dimissioni del presidente del Consorzio di bonifica Piave Giuseppe Romano e di tutta la dirigenza per incompetenza sulla gestione dell'acqua del fiume Sacro alla Patria. Sentiamo. Voi attaccate direttamente il Consorzio Piave, la presidenza Romano? Sì. Perché? Abbiamo visto che ci sono dei limiti che
o dei vincoli che non sono stati presi in considerazione. Attacco frontale delle associazioni ambientaliste contro il Consorzio Piave e il presidente Giuseppe Romano. L'accusa è legata alla gestione del flusso del fiume, dalla presa della Brentella a Fener fino di fatto alla foce, con annesse ripercussioni su affluenti, canali, fossati, oltre che ovviamente al Sile. Ma è vero che volete dirgli che io non uso parole dell'acqua? Sì, noi è chiaro questo, perché parliamo di processo di contratto di fiume per i fiumi di risorgiva del nord e del sud della città, e poi lo mettiamo in collegamento con questa gestione malaugurata dell'acqua, cioè è in gioco la sopravvivenza di questi ecosistemi, per cui è per questo che mettiamo in collegamento le due cose. Per gli ambientalisti è sbagliato non garantire un minimo flusso vitale per il Piave, che garantisce la sopravvivenza di flora e fauna anche per il resto del patrimonio irriguo della Marca. Quantità che il Consorzio Piave, responsabile di gran parte delle acque trevigiane, secondo gli ambientalisti di fatto non sa calcolare. Non sanno gestire, è per quello che chiediamo addirittura le dimissioni del presidente del Consorzio Piave, perché in pratica quando si parla di deflusso ecologico l'Unione Europea dice attenzione, non è un minimo deflusso vitale, deve essere un deflusso ecologico. E la dimostrazione che la quantità d'acqua da mantenere sul Piave deve essere ben più corposa rispetto a quella prevista dal Consorzio è confermata da questi giorni di pioggia intensa. Stando la morbida di cui abbiamo parlato, noi abbiamo il risorgere di certi torrenti sia in sinistra che in destra Piave. Dalla dura polemica alla festa, la festa del Giro d'Italia che fra 2 giorni fa tappa in Veneto, la tappa Ferrara-Nervesa della battaglia, e che passerà anche per Treviso, per la città di Treviso. Oggi proprio a Treviso la definizione di divieti e limitazioni che dureranno fino a metà pomeriggio. Strade chiuse dalle ore 13:30, lentamente inizieremo anche a defluire tutto dal percorso di gara. Passaggio del Giro per Treviso, ecco la mappa dei divieti e delle limitazioni. Il tragitto lineare entrerà da Quinto lungo la Noalese per poi uscire verso Villorba sulla Pontebana. A Chiesavecchia di Fontane ci sarà il traguardo volante sfruttando il rettilineo di strada ovest. Ma queste sono indicazioni per sportivi ed appassionati. Per gli altri le indicazioni danno Noalese bloccata fino alla Moncia, poi deviazione verso via dell'aeroporto e via Boiago per poi rimettersi verso San Giuseppe attraverso il vialone della Serenissima. Da lì, dopo il cavalcavia all'Estiore, la pedalata nazionale per definizione farà tutto un dritto su strada ovest per poi prendere la Pontebana a Fontane direzione Villorba per poi arrivare fino a Nervesa. Tutto questo per strade direttamente coinvolte dalle 12:30, divieto di sosta, e dalle 13:30 transito bloccato fino alle 16. Questo vuol dire munirsi di pazienza e soprattutto pensare a vie alternative a Viale della Repubblica, non solo come percorso ma anche solo come passaggio da nord-ovest a sud-est della città, ad eccezione dell'aeroporto Canova, che continuerà ad avere via libera per la tangenziale. Allora, l'unico consiglio è, se qualcuno ha qualche impegno, di partire magari 10 minuti, 15 prima, perché forse qualche auto in fila si troverà, però è possibile raggiungere, sarà possibile comunque raggiungere qualsiasi postazione attraverso la tangenziale di Treviso, che ci consente di collegare nord-sud-est i quartieri. E se i transiti saranno impossibili per auto e moto, qualche piccola concessione potrà esserci lungo il percorso per cicli a mano e pedoni. Vedremo il momento e con l'ausilio forse di personale della polizia locale, se sarà possibile, consentiremo. Limitazioni alla viabilità che ovviamente avranno conseguenze anche sull'orario scolastico, ne abbiamo parlato 2 giorni fa con l'anticipo della chiusura delle scuole alle 12. Le famiglie sono state avvisate all'ultimo della chiusura anticipata dei plessi con i comprensibili disagi, ma i più sono ben disposti a fare questo sacrificio. Sentiamoli. Chiusura delle scuole cittadine dentro e fuori le mura anticipata a mezzogiorno venerdì per il passaggio a Treviso del Giro d'Italia. 1 ora e mezza prima rispetto al solito per questioni di viabilità. Impossibile per MOM effettuare il servizio di trasporto scolastico all'uscita dei ragazzi. Famiglie informate anche se con scarso preavviso. Magari si poteva avvisare un po' prima, almeno qua. L'abbiamo saputo oggi. Io non lavoro, quindi riesco a organizzarmi, insomma. Credo che ci siano problemi di viabilità per quanto riguarda i trasporti, almeno così dicevano, però le scuole secondo me potevano seguire l'orario normale.
Ma la stragrande maggioranza dei genitori l'ha presa con filosofia. Una volta l'anno si può fare, dicono. L'entusiasmo per la carovana rosa supera di gran lunga tra gli intervistati il disagio per il cambio di orario. Per Treviso è sempre una grande opportunità quando passa il Giro e comunque vale la pena che anche i bimbi possano vedere questa bellissima manifestazione. Poi io da ex ciclista, figuriamoci, sono il primo. Penso che vada bene, insomma, per la sicurezza, penso che sia utile tutelare anche questa edizione del Giro d'Italia, insomma, sia importante per questo. Invece di venire all'1:30 vengo alle 11:30, anzi sono felice, così è felice anche mia figlia. Personalmente no, non mi crea nessun problema. Insomma. Il Giro d'Italia è sempre il Giro d'Italia, per cui ci organizzeremo per andare a prenderli prima. Non c'è nessun problema secondo me. A vedere, perché no? Se abbiamo tempo sì. Il Giro d'Italia una volta all'anno è una cosa meravigliosa, il Giro d'Italia ci sta, ci sta. L'ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco trevigiani in soccorso a un animale. Questa mattina in via Rovereto a Castelfranco è stata la volta della cagnolina Luna che, come vedete nella foto, è rimasta incastrata con la testa nel cancello dell'abitazione dei suoi padroni, che non sono riusciti purtroppo a sfilare la testolina temendo di farle del male. Quindi non è rimasto altro da fare che chiamare i Vigili del Fuoco che, grazie alle loro attrezzature speciali, sono riusciti a recuperare la bestiola spaventata con grande sollievo dei proprietari. Nel pomeriggio, peraltro, a Sant'Antonino un gattino che invece era rimasto incastrato nel vano motore di un'auto ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco. È davvero tutto per questa edizione. Vi ricordo però fra pochissimo 20:10 per parlare di politica, di elezioni amministrative ma non solo, con Giancarlo Datos, consigliere comunale della Lega Nord a Treviso, e Stefano Pelloni, consigliere comunale del Partito Democratico sempre a Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 maggio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino, con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque, tuttavia con qualche pausa più asciutta e anche soleggiata sui settori meridionali. Migliorerà su tutto il territorio entro la serata. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra 17 e 21. Una situazione simile sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui condizioni di tempo molto perturbato, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori della regione, fenomeni che andranno ad esaurirsi entro la nottata. Le temperature minime oscilleranno tra i 12 e i 14 gradi, le massime invece saranno comprese tra 18 e 19 gradi. Nessuna novità per quanto riguarda invece il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà molto instabile ovunque, con fenomeni temporaleschi diffusi localmente anche di moderata intensità, ma migliorerà su tutta la regione già entro la notte. Temperature minime comprese tra 11 e 12 gradi, le massime tra 18 e 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.